Bruno Perra, presidente del CONI regionale, però non poteva mancare a quella che è una sua creatura, 12ª edizione del Tournament Città di Cagliari, complimenti. No, grazie a te, grazie a tutti quelli che partecipano, era stata la scommessa 12 anni fa quando ero un po' più giovane, quindi sono veramente orgoglioso che questo torneo continui veramente a emozionare e soprattutto partecipano veramente dei grandi club. In questo parquet sono passati i grandi nomi del basket internazionale e quest'anno per la prima volta anche i greci del Panathinaikos. Beh, un altro motivo di orgoglio perché il Panathinaikos è una delle squadre che ha vinto più Euroleghe, è una squadra che ha fatto la storia del basket. Ricordiamoci che Obradovic mi sembra ci abbia allenato 10 anni, che è un guru della pallacanestro, quindi noi non possiamo che essere veramente grati al Panathinaikos di aver accettato il nostro invito. Ultimissima cosa, ormai sei impegnato a 360 gradi per la conduzione regionale del CONI, tanti sport, tanta eccellenza e grandi risultati in Sardegna. Sì, quello veramente è un momento molto bello perché tutte le discipline stanno facendo delle cose egregie, stiamo ricogliendo grandi soddisfazioni. Vorrei citare oggi uno che probabilmente è una disciplina che non tutti conoscono, l'Ode, che ha vinto la medaglia d'argento del tiro al volo. In Sardegna c'è una cultura sportiva eccezionale e quindi io non posso che ringraziare tutti quelli che praticano tutti gli sport, ma soprattutto tutti quelli che fanno sport a 360 gradi. La Sardegna è veramente un'isola dello sport. Grazie per quello che state facendo come naturalmente ente e in bocca al lupo per il proseguo. 2023 speriamo che possa essere ancora di grandi successi, abbiamo tanti appuntamenti importanti. Sì, siamo proiettati ormai verso le Olimpiadi di Parigi e speriamo che possano partecipare una pattuglia di atleti sardi più numerosa rispetto a quella della scorsa edizione e crediamo di poterci togliere ancora delle grandi soddisfazioni, ma devo dire che tutto lo sport funziona bene, quindi speriamo di poter migliorare l'impiantistica perché ci darebbe l'opportunità di crescere ulteriormente. Grazie Presidente. Grazie a voi e grazie a tutto lo sport sardo.